intanto il quintetto di partenza ha confermato Bastini tra i pali, Marzio, Leandrino, Vinicius e Simi per l'Arzignano. Dall'altra parte batteranno il calcio d'avvio i due ex, Motta che ha giocato qui 2 stagioni fa e Paulinho. Sfida importante, importantissima, l'abbiamo detto, con il Lido di Ostia che ha 15 punti, 2 in più dell'Arzignano. Ecco il fischio, sì, parte! E dopo tot secondi di agonia pura si parte, si gioca con il Lido di Ostia che muove il primo pallone di questa sfida con Motta che lo allarga su sinistra, riceve palla a Roccia, altro giocatore che qui ha già regalato diverse emozioni per le squadre per cui giocava, e con il 4 c'è anche Gattarelli nel quartetto di partenza di Mister Grassi, che anche questa sera è lì a bordo campo, che gioca con il suo felpone che copre il lato B. L'Arzignano che prova a distendersi con Simi per Leandrino che entra in area e spara fuori, subito brivido per la porta del Lido di Ostia in completo blu. Tra i pali c'è il numero 25 di Pompa a completare dunque il quintetto, lo starting five di Mister Grassi. Subito Arzignano pericoloso, ma Ostia che cerca subito di rispondere. Roccia per Motta, lo scambio con Paulinho, il tiro da fuori con deviazione di schiena di Simi che stava per ingannare Bastini. L'avevo detto in apertura, Mister Lopez ha confermato tra i pali Bastini, autore di un'ottima prova nel successo con la CMB. Pozzi allora è lì che mastica amaro in panchina, dovrà dare ancora di più. Intanto il corner, palla per Roccia, domesticata da Bastini sul colpo di testa di Vinicius, che libera di tacco Leandrino per Vinicius, palla verso Bastini che a detta dei giocatori avversari non poteva prendere il pallone con le mani. L'arbitro ha fatto continuare e va via Motta senza deviazione, dunque risponde subito Lido di Ostia, 1 minuto e 10 secondi e subito brividi. Il tempo lo vedete, opera di Davide Tress che ci mette del suo ad ogni partita per regalare emozioni. Qui intanto Marzio anticipato da Paulinho, l'ultimo tocco è il suo, si fanno sentire anche i tifosi dell'Arzignano, sono arrivati lì adesso dopo aver bevuto la classica berretta nel pre-gara. Ora Lido di Ostia con Roccia che serve Motta cerca di andare via con il suo sinistro, si accentra, scarica, deviazione, anzi no, l'ho vista soltanto io e allora devo cambiare anche l'occhiale, qualche miopia di troppo per il sottoscritto che mi sta raccontando le battute iniziali di questa partita. Salutiamo intanto anche Jesus Murga in tribuna, ultimamente troppo spesso in tribuna l'ex giocatore dell'Arzignano, oggi con i cadetti dell'Arzignano Team in Serie B. Simi intanto protegge il pallone, Leandrino di petto, Roccia in fallo laterale. Allora Vinicius gioca e fa muovere il cronometro, tocco morbido per Leandrino, la risposta di Ponto, subito reattivo il portiere Lido di Ostia. Tra i pali Bastini per Vinicius fermato da Roccia, la palla che scorre oltre la linea blu che delimita il rettangolo di gioco del Palatese, dunque sarà ancora Bastini a far ripartire il cronometro per Vinicius. Eccolo lì, senza alcuna fretta Vinicius lascia sul posto per una Simi che lo fa circolare verso Leandrino, giro palla dell'Arzignano che viene però braccato da un Lido di Ostia che ha alzato bene il baricetto, costringendo i biancorossi all'errore, dunque rimessa laterale ora per la squadra di Mister Grassi che ha già mandato un giocatore a scaldarsi. Dunque vedremo che se fra pochi istanti ci sarà anche il primo cambio per la formazione ospite. Qui intanto Leandrino, l'anticipo comodo sul giocatore dell'Ostia che stava cercando di penetrare tra le maglie della difesa biancorossa. Vinicius sul fondo in mezzo del pallone, braccato da Paulinho che fa ripartire l'azione di suoi senza però mettere fretta, fa segno con la mano evidente di giocare tranquilli. Motta, Roccia ora, Roccia chiama in assistenza anche Gattarelli, gira sulla destra per Paulinho, il numero 20, lo scorso anno protagonista della salvezza. Marzio in anticipo, deve creare Marzio e la risposta di Ponto a scaldare subito le mani ancora al portiere, il capitano
52 candeline già spente, leggenda va verso i 53, che intanto non riesce a giocare una buona pallone Arzignano. E Lido di Ostia che può uscire, cercherà perlomeno di uscire dalla propria metà campo partendo da fallo laterale con Paulinho pronto a mettere il pallone sulla riga blu dove viene indicato dall'arbitro. È quello lì che gioca, Paulinho per Motta, Roccia ancora verso Motta, c'era probabilmente un blocco irregolare su Gattarelli che riceve il pallone, viene pressato, riconquista Vinicius, la possibilità di un 3 contro 3, Vinicius, il tiro, deviazione di Roccia in corner, c'era libero sulla sinistra Leandrigno, lo mostrava anche il buon Filippo Tres dalla cabina di regia, una cabina senza vetri qui al Palatezze, con Marzio pronto a giocare questo nuovo corner. Marzio indietro per Leandrigno che fa sfilare sulla sinistra verso Simi, fermato da Roccia che conquista un fallo laterale, giusta la decisione del signor Maragno di Bologna, coadiuvato dal primo arbitro Manzione di Salerno. Al crono invece c'è Lunardi della sezione di Padova. Attenzione a Gattarelli, il tiro blocca sicuro alto, intanto eccolo il primo cambio, è entrato Barra al posto di Paulinho e Arzignano che regala un pallone a Motta, buon per la formazione biancorossa, che l'arbitro abbia visto che la sfera fosse uscita. Poi tra l'altro gioco fermo anche il palo, non so se sia stato proprio il capitano Barra a colpire il palo oppure Roccia. Attenzione a questo fallo laterale in zona d'attacco, possibilità di uno schema offensivo per la squadra di mister Grassi. Fischia l'arbitro che inizia a contare. Motta in mezzo, è l'ora di stendersi, Arzignano ora può con Vinicius, Simi in mezzo per Leandrigno, fermato, fallo laterale per il biancorossi. Vinicius veloce verso Marzio, lo scambio con Leandrigno, l'ultimo arrivato serve Simi, il penultimo che cerca il gioco di piede, chiama in assistenza Vinicius, ci lo palla allora della formazione biancorossa. Sono passati 4 minuti e subito ritmi molto alti per questa sfida delicatissima in ottica la salvezza. Simi per Vinicius, la deviazione importantissima di Gattarelli che si immola in scivolata e va ad alzare la traiettoria oltre la traversa di Ponto, salvando di fatto il suo portiere. Una conclusione, la botta sicura di Vinicius che si dispera con se stesso. Corner comunque per Arzignano. Pronto Marzio per Leandri, Simi mette giù il pallone, spara lontanissimo dallo specchio della porta di difesa da Di Ponto che gioca sulla sinistra. Intanto dentro anche Scalambret, palla per Esposito, Motta, Capitan Barra che anticipa Marzio. Palla però costretta, buttata via mi sembra da Esposito. Bastini per Simi, avanza Simi, pronto intanto il poker cambio di Arzignano, Claro, Murillo, Molaro, Amoroso. Marzio per Simi che protegge il pallone con il fisico, Vinicius, Leandrigno per Simi che ferma il pallone, si accentra, si gira, Simi, tiro fuori di poco. Arzignano sicuramente più intraprendente in questo avvio di gara. Intanto eccolo il cambio, fuori Marzio, dentro Morillo, è sempre 0-0 il punteggio quando sono passati 5 minuti esatti in questo momento, ne mancano ancora tantissimi e auguriamoci che la voce, attenzione a Barra, la possibilità di girarsi, anticipo, c'è ancora il Lido di Ostia che gioca sulla destra per Esposito, costretto a tornare indietro a Scalambret. Motta anticipato da Vinicius, ma ancora il Lido di Ostia che gioca con il capitano Barra, che bravo Simi ad uscire dalle linee, a prendersi il pallone. Morillo per Bastini che ha il tempo di mettere giù il pallone, comodo, bello il gioco, Morillo, l'anticipo strepitoso di Motta a togliere il pallone da un tiro sicuro di Morillo, e Motta che chiede il cambio, entra al suo posto Cutruppi, 9 gol per lui. Motta che è il miglior marcatore con 15 sigilli fin qui segnati, uno in più rispetto ad Amoroso che è il best goleador dell'Arzignano. Cutruppi subito a muoversi, Esposito proprio per Cutruppi sulla corsia di destra, Cutruppi cerca di andare via a Morillo, costretto ad andare indietro a Scalambret, ancora Cutruppi, riesce a trovare lo spazio, il Lido di Ostia che ora arretra perché si alza la pressione
dell'Arzignano, attenzione a non commettere fallo con Morillo che lo commette. Lo avevo chiamato, giusta la decisione dell'arbitro, ha sbracciato un po' troppo il numero 10 venezuelano. Fallo già battuto, il primo di una partita fin qui corretta, ritmi alti con l'Ostia che ora piano piano, sfruttando un po' anche la maggior freschezza, tutti diversi rispetto ai quintetti di partenza. Gli uomini di Mister Grassi, ne ha ancora due dello starting five, quello lì Simi che protegge bene il pallone e Vinicius, pronti tra poco ad uscire per Claro e Molaro. Auto già battuto, Morillo allarga sulla sinistra per Vinicius, Amoroso solitario nell'attacco avversario che recupera un pallone. Lido di Ostia in mezzo, bravissimo Morillo a prendersi con il jet lag una sfera che resta però ancora lì. Cutruppi al primo tiro, il vantaggio del Lido di Ostia, il primo vero tiro, e Cutruppi va in doppia cifra. 9 erano i gol che ha segnato fin qui e ora mette il sigillo con il gol dal limite dell'area. Doccia fredda per un Arzignano fin qui possiamo dire perfetto, che ora deve reagire contro il Lido di Ostia che ha messo la freccia al minuto X con i secondi Y, non ricordo, non so fare il conto qui al volo. Complimenti comunque a Cutruppi che è entrato subito bene in partita, si è fatto trovare libero al limite dell'area, lasciato anche troppo libero dopo che Morillo aveva fatto gli straordinari. Amoroso e deviazione di Cutruppi in calcio d'angolo, subito in pallissima il numero 10 del Lido di Ostia, matricola che ha già all'attivo 15 punti. Corner per l'Arzignano, per Morillo che mette giù il pallone, chiama in causa anche Bastini, avanzato rispetto alla linea della sua porta. Morillo, Marzio Amoroso a chiamare il movimento di Simi in avanti che riceve pallone. Simi ancora per Amoroso, Morillo come può ma viene braccato da un tris e la ripartenza con Marzio che deve immolarsi e Bastini calcia via tra le mani comodi di Di Ponto. Intanto torna dentro Rocha al posto di Scalambretti. Il Lido di Ostia avanti 1-0 a 12-15 al termine del primo tempo. Dopo un ottimo avvio dell'Arzignano, il gol doccia fredda, qui intanto il tiro alto di Rocha con deviazione, si segna così l'arbitro, dunque sarà corner e chiama lo schema numero 3. Corner o rimessa laterale, vedremo dove andrà a posizionare il pallone il numero 22 Lut. Corner è così, dalla bandierina che non c'è, anche quest'oggi non hanno messo le bandierine. Bastini esce, Bastini fermato, il tiro e la risposta di Di Ponto. Bastini che prima ha fatto tremare i propri tifosi e poi ha costretto Di Ponto a un ottimo intervento con la gamba di richiamo lontanissima, stava per fare il collega di reparto. Qui intanto il corner sulla direzione di Esposito al tiro di Morillo che va a battere questo corner. Morillo per Marzio, il tiro fuori di Marzio che dà un calcio all'artrosi, alla vecchiaia, per confermare di stare benissimo ancora in Serie A. Il vecchiotto Marzio cosa mi ha fatto anche qui? L'intervento difensivo, ci sta mettendo non solo grinta ma anche quelle due cose che abbiamo là in mezzo noi uomini. Intanto c'è il fallo, Marzio esce tra gli applausi solo del sottoscritto, perché qui la geriatria ancora non si è accorta che Marzio è uscito. E punizione davvero invitante, andando fuori Cutruppi dentro Motta per dare solidità alla fase difensiva. Bravo Cutruppi, 10 gol per lui in questa stagione, tanti like, tanti cuoricini arrivati nella diretta su PMG Sport Futsal qui dal Tempio Pagano di Arzignano. Palatezze Arena, punizione. Simi, lì vicino c'è Amoroso, toccherà Simi probabilmente per Amoroso. Simi, si avvicinano, Simi, Amoroso per Leandrigno, fuori di un nulla. Anche questa conclusione di Leandrigno, che era entrato solo per il punizione, aveva già chiamato il cambio a Marzio, dunque era uno schema. Qui intanto spreca tutto Motta, ha avuto troppa fretta di cercare di rilanciare il gioco, peccato per la sponda biancorossa.
un fallo pari, ma questa punizione davvero invitante per la squadra di Mister Lopez, che ha fatto paura ancora una volta Di Ponto. Fin qui perfetto. Marsio per Morillo che si accentra, protegge il pallone, salva Amoroso, avanti per Simi, la chiamata di Morillo che si prende la sfera, scarpe rosa a liberare Marsio, giro palla sulla sinistra per Amoroso che non riesce a capitalizzare la sfera verso Simi, che si era nel frattempo accentrato rispetto al punto di partenza. Di Ponto intanto lungo, troppo lungo anche per Paulinho, che aveva fatto il movimento a rientrare, dunque ora sarà rimessa laterale per Arzignano quando mancano 11 minuti, 11 secondi e 11 centesimi, giocata all'8, numero secco 11, Marsio Morillo. Ora Marsio per Amoroso che tocca il pallone, anzi no, c'è la deviazione di Motta che gli dà anche il 5 al lato B. Bravo qui Motta a non permettere al bomber. Ha fatto crescere la barba a Boschetto con la barba, c'è anche Boschetto qui con la barba e l'Arzignano con Marsio che viene fermato in fallo laterale, divagazione culturale per salutare il direttore del marketing bianco-rosso. Qui Morillo si fa scippare il pallone da Motta e c'è il fallo con ammonizione per Morillo. Andiamo a segnare questo giallo di Morillo, probabilmente segnalato il fallo di mano da tergo di Morillo. Non c'era intervento cattivo sicuramente in questo recupero di Morillo, ma probabilmente insomma mano galeotta del numero 10 venezuelano. L'anticipo perfetto. Forse il mano, stavo guardando lo streaming sul telefonino qui per controllare anche che tutto vada nel migliore dei modi. Beviamo acqua Dolomia, glu 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 glu. Fortunatamente still e no sparkling per evitare qualsiasi fuoriuscita ruttosa. Motta, il fischio, è pericoloso Motta, lo schema con la palla che non arriva a Paulinho. Motta che aveva fatto gioire più di qualche volta la formazione dell'Arzignano quando aveva vestito la maglia biancorossa per 6 mesi, anzi qualcosa di meno. Intanto il tiro respinto con Marsio si allunga troppo il pallone, ne fa buona guardia Renghifo, è entrato in campo anche lui a muovere i suoi primi metri, a macinare metri, a giocare ottimi palloni per i compagni. Intanto Roccia sul raddoppio scarica indietro a Motta, Arzignano che pressa in alto, Renghifo ancora per Motta, lo scambio di marcatura ora con la palla che finisce a destra per Paulinho che va via per vie orizzontali verso Roccia si centra, va a calciare, la risposta di Bastini, non riesce a tenere in campo il pallone Simi. Salutiamo Alessandro Gigio che manda i complimenti al sottoscritto, intanto qui un po' per compensazione c'è il secondo fallo fischiato anche a Motta, si arrabbiano, a Renghifo. Arzignano intanto con Carlo Gonella che mi dà del brasiliano, chissà se la moglie a casa è contenta di sapere di avere il brasiliano. Lido di Ostia ha rischiato su Renghifo Amoroso, Roccia per Motta, ancora Lido di Ostia, Renghifo, Roccia avanza ora oltre la linea di metacampo, palla che non riesce ad arrivare a Paulinho, comunque poi ripete l'Arzignano con Leandrigno che aveva voglia di giocare, ha battuto in linea velocità. Ecco, si sono svegliati i ragazzi del ricovero, iniziano a dare via sveglia, velocità ai propri beniamini. Leandrigno fermato, fate il monumento in questa occasione a Roccia che saltella, mani sugli zebedei per evitare che il pallone finisca in area. Bravissimo Roccia nell'intervento difensivo. Leandrigno, ancora deviazione di Roccia, onnipresente il numero 14 della formazione del Lido di Ostia.
il tiro sul secondo palo, riparte il Lido di Ostia con Paulinho che corre veloce, non tiene il pallone, lo porta via Claro, la ripartenza in contropiede, Claro per Arzignano, Claro forse ha atteso troppo per giocare il pallone, allora Lido di Ostia che si rimette a posto nel migliore dei modi, Morillo fermato, ma ancora Amoroso che recupera un altro pallone e poi per evitare problemi Motta spara via e chiede il cambio, stanco, pronto allora, Esposito Cutruppi, non gli fanno il cambio i compagni di squadra. Amoroso per Leandrino, deviazione sul palo di Ponto, ottimo ancora Di Ponto sul tiro dell'Arzignano che continua a giocare, proprio Leandrino si fa portare via il pallone, lo recupera fortunatamente, mancava una T anche, qui ha rischiato Claro. Fuori intanto anche Roccia, dentro Esposito e Arzignano che manovra una nuova possibilità offensiva qui alla Palatese sotto di un gol sul Lido di Ostia. Morillo e l'autorete di Motta, 1-1. Allora sul punteggio Motta sfortunato a trovarsi sulla traiettoria del pallone messo in mezzo da Morillo. Dunque 1-1, tutto da rifare al minuto 11:35 qui al Palatese con Lido di Ostia che ha fatto tutto da sé, il vantaggio, bel vantaggio di Cutruppi che manovra ora e poi la deviazione sfortunata dell'ex Motta alle spalle di un Di Ponto fin lì perfetto. Ancora però il Lido di Ostia che va a calciare con Gattarelli, deviazione in fuori, comunque siamo coperti qui dalla nostra telecamera, out con Esposito indietro, il tiro di Gattarelli fuori, volevano una deviazione, che brividi sulla schiena di tutti i tifosi arzignanesi per il tiro a botte sicuro di Gattarelli, uscito di un nulla. Arzignano con Amoroso ad alzare verso Morillo, l'anticipo, ma è ancora la formazione biancorossa con Claro che fa sfilare oltre la linea blu a prendersi il fallo laterale. 7:45 al termine del primo tempo, 1-1 dalla Tempio Pagano della Palatese Arena di Arzignano, e Morillo che non sente la stanchezza, viene però fermato Cutruppi ad allargare, la risposta di Bastini che dice no, ora non si passa, dopo vediamo. Qualcuno dirà come fai a sapere tutto? Ragazzi, io che non ho mai giocato le so tutte. Fermato qui intanto l'Arzignano, la palla che resta lì, attenzione il fallo di Amoroso su Cutruppi e arriva anche il cartellino giallo per Amoroso che si arrabbia con l'arbitro, chiudi la bocca e usa del sapone. Fabrizio, non innervosirti perché potresti rischiare grosso. Certo è che il fallo c'era tutto quanto su Cutruppi, forse non cattivo da ammonizione perché voleva recuperare il pallone il numero 9 biancorosso Amoroso, che ha chiesto scusa a Cutruppi. E allora sarà punizione pericolosa ancora una volta per la formazione ospite che va a battere la sua terza punizione quando mancano 7 minuti e 27. Va a posizionare la barriera il signor Maragno di Bologna che ha estratto il cartellino giallo per il numero 9 Amoroso. Motta questa volta probabilmente dopo lo schema non ha dato buon fine di prima, andrà probabilmente a calciare. Bastini vuole Amoroso sul palo, c'è Claro sull'altro palo, Vinicius chiede qualcosa a Bastini, la rincorsa di Motta, sinistro velenoso di Motta respinto da Leandrino, e allora si riparte da Di Ponto con la sfera che è arrivata direttamente tra i piedi del numero 25 Ostiense. Motta, Amoroso recupera, fa ripartire l'Arzignano con Claro, Leandrino per Claro, anticipato da Motta in fallo laterale.
Arzignano che si prende qualche metro e Fabian Lopez che va a chiamare il time out. Tromba la sirena per la Tezze, time out allora per Arzignano, andiamo con qualche secondo di pausa. C'è bisogno di fare consistentemente il microfono miliardi alla volta. Io ci spieghi dopo un caffè. Ma avrei detto qualcosa. Torna l'audio qui alla voce di Stefano Testoni. Speriamo duri fino alla fine di una partita intensa. Sì, sono qui due squadre che lottano per non retrocedere, ma certo non hanno mancato di regalare emozioni, nonostante i soli 2 gol all'attivo. Vantaggio di Cutruppi e poi pareggio su autorete di Motta per l'Arzignano. Out, battuta da Leandrigno di Ponto. Alziamoci in piedi ed applaudiamo. Altra parata importantissima, ad allungare la gamba di richiamo, a dire no al sinistro velenoso del numero 7 biancorosso e a tenere in vita la sua squadra ancora sull'1-1 qui a Palatezze. Leandrigno per Molaro. Leandrigno non arriva sul pallone nemmeno Claro. Allora ripartirà da fallo laterale il giocatore con la maglia numero 3 del Lido di Ostia, Esposito. Maglia completamente blu, verde flue invece per Di Ponto che rinvia il lungo direttamente tra le mani di Bastini che anticipa tutti quanti. Claro di petto mette giù la sfera, chiama in causa Molaro, il movimento palla verso Leandrigno che si sposta sulla sinistra, va sul fondo Leandrigno, non conquista nulla, non c'è deviazione. Leandrigno si mangia anche il ditono e partirà ancora Di Ponto. Rilancio ancora lungo verso il numero. Mi sono perso, non ho visto il numero. Qui Esposito fermato da Molaro sul tentativo di andare via a chiudere il triangolo. Scaleni Zosci, il rettangolo di Cutruppi. Subito Cutruppi dietro per Gattarelli. Esposito. C'è il capitano Barra là davanti, eccolo, è il numero 21, non avevo letto bene. Recupero Arzignano. Molaro, il tiro! Di Ponto spettacolare! Ancora Di Ponto, altro intervento importantissimo su Molaro. Applausi per Di Ponto che ha qualche problemino, chiede di fermare il gioco. Speriamo nulla di grave perché fin qui il numero 25 ostiense è assolutamente il migliore in campo. Nemmeno la possibilità del spray ghiacciato. Di Ponto tiene duro, mastica duro e gioca. Qui strozza male Leandrigno, la palla resta comunque lì, la pressione dell'Arzignano lascia comunque ad Esposito di uscire con il pallone al piede, servire sulla destra Gattarelli, il capitano Barra, avanti ancora per Gattarelli, Truppi, Esposito qui sotto la nostra postazione, lascia lì sul posto per Gattarelli che se la allunga troppo, la tiene comunque viva. Il numero 4 ostiense è costretto ad indietreggiare sulla pressione dell'Arzignano, esce Molaro, 3 contro 2 Molaro, il tocco per Amoroso, non c'è fallo, voleva il fallo il giocatore biancorosso. Chissà se c'è possibilità anche di vedere magari il replay, lo lasciamo i posteri, l'ardua sentenza, magari se avremo qualche secondo per rifiatare andremo a vedere il replay, ma seguiamo Gattarelli che ferma la possibilità del tiro dal destro, gioca dietro per Roccia, serie di finta Roccia, si centra, fermato da Molaro che mette giù di petto, si allunga, andiamo a vedere il replay. Filippo Tresse, vedremo se era effettivamente fallo.
il tentativo di Molaro di andare via. No, non mi sento di dire che era fallo, aveva già scaricato il pallone, poi certo sì, a rimorchio arrivare un giocatore avversario, ospite, l'ha toccato, ma insomma tutto buono, ha fatto bene l'arbitro a far continuare fin qui, direzione positiva. Mi sento forse di dire che il giallo ad Amoroso sia stato troppo eccessivo. Qui intanto va via Barra e Bastini, scivolata, esce a fil di riga a mettere fuori il pallone in mezzo per Cutruppi, lasciato ancora libero di tirare, questa volta però fermato. Amoroso Vinicius stava per commettere un errore grossolano alla formazione di Mister Lopez. Leandrigno, Vinicius, ancora per Leandrigno. Il movimento di Vinicius verso Amoroso che alza il pallone, Cutruppi anticipa Leandrigno che viene sempre prendere il pallone, confusione, Barra, l'ultimo tocco di Amoroso, fallo laterale per il Lido di Ostia, qui un po' di confusione, sponda Arzignano, ringrazia allora la formazione di Mister Grassi che va a battere con Cutruppi a 4:34 dal gong del primo tempo. Il fallo laterale, si gioca a Barra per Cutruppi, Cutruppi, cosa ti sei mangiato Cutruppi? Cosa ti sei mangiato Cutruppi? A tu per tu con Bastini, ha calciato no fuori, di più fuorissimo il pallone. Bastini, Vinicius, Leandrigno, Amoroso ad allungare il pallone per il numero 27 Vinicius che lo difende, scarica ancora indietro per il bomber biancorosso. Leandrigno, Vinicius, quintetto d'esperienza in campo con Morillo a fare da supporto, a ricevere il pallone da Vinicius, ancora da Vinicius, Arzignano che manovra partendo dal suo numero 27, arrivato nel mercato invernale. La rimessa laterale è del Lido di Ostia, deviazione cercata dai giocatori dell'Arzignano per il duo arbitrale. L'ultimo tocco è di un player biancorosso. Allora Motta indietro, lo schema, fallo, e Leandrino si prende una munizione. Aveva confermato qui un giallo che vabbè, è uscito forse intervento a mano alta su Barra, punito con il fallo. Terzo giallo per Arzignano. Vediamo se ci sarà anche la possibilità di far entrare Vito e lo scopettone. Punizione 2 metri dietro al dischetto del tiro libero. La quarta punizione per il trenino. Parte il tocco per Motta, alto, altissimo, levissimo, purissimo, e Bastini che con calma gioca avanti però sul petto di Motta. La possibilità allora di ripartire della formazione di Mister Grassi che manovra ora con Roccia, il tiro, Bastini dice no, e poi il pallone che tocca la parte alta del Palatezze. Dunque rimessa laterale sempre in zona d'attacco a 3:42 per la formazione ostense, con Simi pronto a rientrare in campo a dare manforte ai ragazzi di Mister Lopez. Si toccano, l'ultima deviazione sul tentativo di alleggerire di Lutta e di Amoroso, dunque Lutta per Roccia, Scalambrette fermato da Amoroso, la possibilità di ripartire Morillo per Amoroso. In ritardo il passaggio del numero 10 al collega con la 9 sulla maglia. Amoroso che esce intanto dentro al suo posto simile, avevamo detto in precedenza, si prende il 5 l'elogio da parte di Mister Lopez, ma è il Lido di Ostia che gioca per Motta da fallo laterale, chiamato in causa anche Di Ponto, costretto a scaricare per Roccia, viene fuori bene la formazione ostiense, il tunnel, ma si ferma su Leandrigno. Morillo, tiro fuori di poco ancora di Morillo. Qui errore grossolano della squadra di Mister Grassi, che con troppa sufficienza ha cercato di liberare un pallone, regalando una chiara occasione a Morillo che non ha sfruttato. Di Ponto, graziato, rilancia lungo per Lutta che mette bene giù il pallone, se lo porta però oltre la linea blu, dunque rimessa laterale per la squadra di casa con Leandrigno
pronto a far ripartire il cronometro per Vinicius. Murillo, Leandrigno, si allarga anche Bastini che riceve il pallone, ora non potrà più toccarlo, palla lunga, lo recupera ancora l'Arziano con Simi, costretto a indietreggiare, arrivare proprio nella sua metà campo, servire per Leandrigno, strozzato il tiro da Rocha, non è arrivato a buon fine, attenzione Arziano che ha già commesso 4 falli, al prossimo sarà quinto e poi bonus. Lutta, Scalambret Lutta, Rocha, il tiro fermato la diagonale da Vinicius che non riesce però a tenere in gioco e vivo il pallone per i suoi. Ripartirà ancora Motta, sinistro il mancino ex di Arzignano, qualche mese per lui per contribuire agli obiettivi biancorossi. Leandrigno chiama lo schema, gira palla verso Vinicius, chiama intanto time out Grassi, la prossima palla fuori per la formazione ospite sarà time out. Simi per Vinicius per Simi, ancora Simi, Vinicius, Leandrigno fermato da Rocha, la ripartenza Rocha per Motta, ancora indietro per Rocha, Bastini si tuffa e dice no, e il time out allora per rifiatare ancora. Via l'audio Filippo, grazie. Torniamo live e salutiamo l'amico Silvio Castellotti che ci segue da Chiuppano, un care Chiuppano che sta raccogliendo ancora una volta belle soddisfazioni. Complimenti alla formazione di mister Walter Ferraro, ADS Meteo Polloni. Ma torniamo live in cronaca, 2:10 alla fine, corner con Lutta pronto per Rocha, Bastini comodo, rilancio lungo per Murillo di testa verso Vinicius di Ponto, arpione il pallone, esce nel momento giusto, al posto giusto, ancora Motta, qui la simulazione di Motta che si prende il cartellino giallo, simulazione di Motta. State calmi ragazzi perché non c'è l'ambulanza, state calmi, no, c'è l'ambulanza. Subito si sono alzati inviperiti i giovanotti con 70 e più anni sulla carta d'identità. Bravo Maragno di Bologna a chiamare la simulazione a Motta che si prende un cartellino giallo, il primo per la sua formazione, punizione comunque di seconda, già battuta dall'Arzignano con Leandrigno che spreca tutto, Lutta prende il pallone, se lo porta ancora una volta fuori, vuole ancora la rimessa, anzi no, era Paulinho, la panchina intanto dell'Arzignano aveva protestato per un presunto fallo di mano dell'ex compagno di squadra. Leandrigno, Vinicius per Murillo, Bastini, lancio lungo troppo tra le mani dirette di Ponto che gioca un rinvio comodo per Paulinho che mette giù il pallone, chiama in causa Renghifo che gira palla verso Rocha, ora sulla destra Cutruppi, autore del gol del momentaneo 1-0, poi pareggiato dell'autorete di Motta. Renghifo intanto, Rocha Rocha, qui viene fuori bene il Lido di Ostia, ma d'esperienza. Simi mette il corpo per fermare la ripartenza di Renghifo. 1:12 alla fine, Murillo che guarda il cronometro, probabilmente ha guardato anche la nostra bellezza qui in tribuna stampa, nel ricordo del grande amico e maestro Michele Trolese che sempre con il cuore, con la mente, è qui presente nel suo Palatezze Arena. Leandrigno per Bastini. Siamo già nell'ultimo minuto, la palla che arriva anche con fortuna tra i piedi di Murillo che serve Leandrigno. Simi ora, giro palla dell'Arzignano che non riesce però ad entrare tra le maglie strette della difesa ospite. Leandrigno non può servire Bastini,
Vinicius, palla lunga, lunghissima anche per Simi nonostante sia alto, e Di Ponto la segue uscire dal fondo e farà ripartire il gioco con una rimessa dal fondo, eccola lì, per Roccia. Chiama in causa Paulinho, anticipato da Vinicius senza fallo, bravo Paulinho a servire a Roccia che innesca Cutruppi che non riesce però a tenere il pallone. Allora 26 secondi dalla termine, l'Arzignano ha la possibilità di giocare un nuovo pallone partendo da Bastini, avanti per Simi che mette giù il pallone senza essere tanto indisturbato. Morillo vuole andare via, non ci riesce, sale di finte, bis di marcatura e Morillo senza fallo per Vinicius, avanti verso Simi, passano i secondi, Simi per Leandrinho e suona la sirena, tromba la sirena e si va al riposo, tromba, basta sirena, basta, mi imbarazzi sirena, basta, 1-1 da parte Zarena, si va negli spogliatoi, andiamo a berci un goccio di brulè caldo. Pronti allora per il fischio, l'ok, i thumb up dai due portieri, qualche problemino, la cromatista non richiama l'attenzione al signor Manziano di Salerno e ecco il fischio, si parte con l'Arzignano che gioca la prima palla di questo secondo tempo, sfida salvezza pesantissima con il Lido di Ostia, avanti Marzio, Di Ponto ancora super Di Ponto sul tiro di Marzio che come nel primo tempo aveva subito cercato la via del gol, ma Di Ponto che smanaccia ancora due tiri di fila con un no stampato da un Di Ponto entrato per ultimo in campo ma subito a suo agio. Leandrinho, ancora Di Ponto che alza il suo murone per evitare che la palla finisca alle sue spalle. Esposito intanto a cercare di dare manovra offensiva a un Lido di Ostia che però la palla è uscita, Motta non è riuscito a tenerla in campo sul 40/20 del Palatezze. Vinicius a chiamare in causa Marzio, pressato, palla lunga di Marzio per Simi che mette giù la sfera naikizzata. Leandrinho, il tiro, deviazione in corner, per un Arzignano che è partito alzando subito il baricentro, l'aveva fatto nel primo tempo per poi ricevere la doccia fredda del vantaggio firmato Cutruppi. Corner con Marzio per Vinicius, tiene giù il pallone, deviazione questa volta in uscita di Gattarelli a mettere la palla in forse ancora corner. E così è proprio corner. Marzio ora battolo dalla parte opposta in mezzo per Di Ponto, la possibilità della ripartenza del Lido di Ostia, bravo qui Simi e anche ancora più Bastini a mettere un pallone perfetto per Vinicius che alleggerisce indietro per Marzio, giro palla, Simi ora, Vinicius si fa vedere Marzio, Vinicius gli serve il pallone, la deviazione, anzi no, palla direttamente buttata fuori da Marzio. Marco Zanato, ricordati, 29 febbraio, anno bisesto e sarai l'arbitro degli esordenti 2009, ricordalo. Live con Gattarelli, palla avanti per il numero 21 Barra, il capitano, fermato da Simi. I tifosi chiedono al Grifo di gonfiare la rete, l'Arzignano, noi chiediamo alla pista del campetto di gonfiarci poi il pancione, tanta fame qui in tribuna stampa a seguire questi primi minuti del secondo tempo con Barra, Gattarelli, Motta per Esposito sulla corsia di sinistra, si accentra il 3, serve Gattarelli ancora per Esposito, movimento di Motta a trovare il capitano, il numero 21 Barra, ferma tutto Bastini, l'Arzignano che può ripartire, il contropiede, bravissimo qui Gattarelli,
in scivolata, perfetta la scivolata del numero 4, a dire di no il giocatore biancorosso che voleva lanciare Marzio solo verso la porta di Ponto, e ora può distendersi Lido di Ostia dopo aver recuperato un pallone con Barra sulla destra per Motta, la finta, va via Motta, scivolata questa volta provvidenziale di Vinicius in corner. Dunque Ostia che alza la testa senza paura e va a farsi pericoloso dalle parti di Bastini ancora una volta, palla in mezzo, fermato da Simi in fallo laterale, ancora Motta, calcio da fermo, Barra, Motta verso Esposito, chiama ancora in causa il numero 11 Ostiense sulla sinistra per Gattarelli. Palla calciata via da Motta. Qui dalla cabina di regia mi ricordano anche la possibilità di mutizzare la voce di Testoni. Marzio, Leandrigno, ora è ben disposta la difesa di Ostia ordinata da mister Grassi. Simi si gira fuori di poco, Spider-Man in grazia, è ancora là all'angolino. Bastini costretto ad uscire e a calciare lontanissimo alle spalle di Di Ponto, che comodo da rasoterra ad Esposito. Motta, TVB Marco, Simi, anzi era Leandrigno che non riesce a capitalizzare il pallone verso Simi, e dunque Motta. Intanto cambi dentro Roccia e Paulinho per la formazione ospite, palla proprio per l'ex Paulinho, fermato di fisico dal giocatore numero 7 Leandrigno. Vinicius Leandrigno, ancora per Vinicius, Marzio, Leandrigno che gioca per Bastini, mette giù il pallone, mamma mia Gattarelli che salto da Kung Fu che mi ha fatto, poi va a calciare. Sembrava Bruce Lee ai tempi d'oro, ma questo è il futsal nella settimana dell'amore. Mettete un lovo anche alla giocata di Gattarelli ed Arzignano, che protestava per un presunto fallo di mano non ravvisato dal signor Manzioni di Salerno, che era lì a portata di giocatore. Marzio per Vinicius, pallone teso tenuto in vita dal 27 biancorosso che avanza, Gattarelli capisce tutto quanto la diagonale, chiude Roccia prova il tiro, Leandrigno lo ferma in fallo laterale. 3 minuti e 57 sono già trascorsi dall'inizio del secondo tempo, subito ritmi alti come era successo nel primo tempo. Cutrupi, Roccia, Simi, altissimo Simi, scarica altissimo e va a pareggiare poi l'erroraccio del primo tempo di Cutrupi. Altra ghiotta occasione per l'Arzignano, se l'è divorato da Simi. Bastini intanto, Bastini incespica sul pallone, attenzione, deve fare in fretta, deve recuperare Cutrupi per Roccia che spara altissimo. Bastini aveva cercato la ripartenza, non ci è riuscito, ha rischiato che di farsi male, ci è toccato il tallone. Buono che Roccia, per l'Arzignano, non abbia indirizzato la sfera alle sue spalle a porta praticamente sguarnita. Vinicius per Amoroso intanto è entrato in campo, servita palla per Simi che chiama in causa Leandrigno. Vinicius, il tiro di Ponto sul primo palo, dice di no al missile Tomahawk di Vinicius. Vinicius dietro per Leandrigno, Amoroso sulla sinistra, fermato con deviazione da Roccia, fallo laterale per la squadra di casa di mister Lopez. Sinistro di Leandrigno, lo carica, il tiro, deviazione ancora di Di Ponto, resta lì l'Arzignano, fatica ad uscire l'Ostia, un nuovo corner per la formazione biancorossa, ora con Simi
per Amoroso, che carica il destrone per Vinicius sotto porta, Di Ponto però dice di no, e può distendersi nuovamente in fase offensiva il Lido di Ostia di mister Grassi. Fallo laterale per la formazione ospite, battuto da Paulinho, l'ex per Renghifo, Rocha ora, Vinicius non è uscito, Renghifo, Rocha per Paulinho, bravo a proteggere il pallone il 20 ostiense, arrivato da qualche settimana a vestire la maglia tutta blu di questa sera della formazione di mister Grassi dopo la prima parte di stagione giocata in Spagna. Giro palla a liberare Rocha che va a calciare, il pallone era però uscito, aveva comunque messo i brividi a Bastini. Intanto dentro Claro a far rifiatare Vinicius, fallo laterale per Amoroso. Claro Leandrini, Amoroso scodella avanti per Simi che non tiene il pallone, resta lì, supera la linea del fallo laterale e Amoroso chiede subito scusa dopo aver cacciato il pallone dopo il fischio dell'arbitro, non ha pensato bene di non prendersi un secondo cartellino giallo inutile, ha ammonito già nel primo tempo. Intanto pronto anche Murillo a rientrare in gioco per la formazione di mister Lopez che deve ora difendersi ma stazionando in zona d'attacco. Rocha, palla lunga per Cutruppi, la domestica! Cutruppi, incrocione dei pali di Cutruppi, splendida l'uscita della formazione del Lido di Ostia, incrocio dei pali di Cutruppi, mamma mia che bellissima azione, fantastico Cutruppi che ha rischiato di portare nuovamente avanti la sua squadra. Simi fermato, Claro tiene vivo il pallone, rischia sulla pressione di Rocha, anzi no, di Renghifo, scusatemi, Renghifo che torna subito a prendersi la marcatura dell'ultimo uomo della squadra di Lopez che è ripartito da Bastini per Claro. Amoroso ora, Leandrigno sulla corsia di destra, si accentra Leandrigno, scarica per Murillo, fermato, allora il contropiede della squadra ospite con Rocha per Paulinho che incespica probabilmente sul primo passaggio. Bastini subito per Amoroso, squadre ora che sono aperte di molto, fermato, voleva il fallo, viene invitato a rialzarsi dai due arbitri. Amoroso, Murillo, fermato senza fallo, bravo comunque a girarsi, attenta alla difesa del Lido di Ostia che ha fatto sentire i chili e la prestanza fisica senza però commettere fallo. Qui Renghifo ha mostrato la sua esperienza. Amoroso, Leandrini intanto per Murillo va via, fermato da Renghifo che si allunga il pallone, chiede anche il cambio, ha speso molto Renghifo che dice al suo tecnico di restare ancora in campo per questa azione difensiva con Murillo, pronto a giocare il pallone dietro per Leandrigno, strozzato il pallone che stava per diventare pericoloso, palla che esce fuori e Di Ponto che la fa ripartire. Rocha avanti per Cutruppi, ancora mette giù il pallone di petto, si faceva vedere Scalambret, servito Lutta invece. Cutruppi, non un gran minutaggio il suo ma sicuramente gol a parte e traversa l'incrocio di prima, uno dei più pericolosi. Qui attenzione a Rocha, il piazzato, il vantaggio sotto le gambe di Bastini del Lido di Ostia. Rocha, Lido di Ostia 2, Arzignano 1 al minuto, quando ne mancano 12 minuti e 42 secondi. Sotto le gambe di Bastini, gol che fa male questo per l'Arzignano, con la formazione ostense che torna in vantaggio. Amoroso, vedremo come saprà rispondere la formazione biancorossa. Lutta qui esce tra le righe, Lutta si accentra, chiamato in causa ancora Rocha, l'autore del gol che deve fare gli straordinari per recuperare un pallone, chiama in causa ancora Lutta sulla corsia di destra, ora dall'altra parte pressing alto, c'è una mano aperta e viene ravvisata fallosa di Molaro, punizione allora la prima di questo secondo tempo, già battuto dalla formazione ospite. Rocha per Lutta, il pallone è fuori, allora rimissato questa volta sarà dell'Arzignano,
con Lutta che voleva portarsi il pallone a casa, giusto far recuperare i suoi compagni nella posizione difensiva. Partita che si gioca sul filo dei nervi, con Molaro che gioca per Murillo, rischia Murillo, tiene comunque vivo verso Molaro. Claro ancora per il 30 biancorosso che va via, bravo Molaro, il tiro fuori. Amoroso si arrabbia con il compagno di squadra per non avergli servito il pallone. Motta Esposito, Scalambrette per Lutta, altissima la pressione dell'Arzignano, con Bastini costituisce dai propri pali. Murillo, Amoroso, Molaro a giocare sulla sinistra, parte opposta alla posizione per Claro che ritorna da Murillo. Claro per Murillo, Murillo 2-2, pallone che termina sotto le gambe questa volta di Ponto. Dunque nuova parità qui al Palatezze, con i due portieri che hanno aiutato a vicenda la squadra avversaria. E dunque 2-2 quando mancano 11 minuti e 11 secondi. Tutto da rifare ancora per la formazione ostiense, avanti 2 volte qui. Corner sulla pressione dell'Arzignano, che viene spinta anche dal seppur timido applauso del popolo biancorosso. Amoroso spizza il pallone di testa fuori, rimessa laterale comunque per la squadra di casa, con Molaro che chiede al signor Maragno di Bologna dove andare a posizionare il pallone sulla riga blu. Battuto l'out per Claro. Murillo ancora per Claro, indietro da Amoroso. Molaro, Murillo perde il pallone, non conquista la formazione di mister Grassi. La fortuna bacia anche Murillo che può far ripartire l'azione dei suoi. Claro, comodo a Claro, e qui scappa anche il cartellino giallo per Scalambre, che ha usato troppa forza per fermare Claro. Non accenna nemmeno la protesta Scalambrette. Secondo cartellino giallo, il primo per la formazione ostiense rimediato da Motta per una simulazione nel primo tempo. Tra i gialli, se non vado errando, sbagliando, per Amoroso, Leandrigno e forse Vinicius, non ricordo bene, per Arzignano. Fatto sta che viene pareggiato la situazione falli, così come pari il punteggio di 36. Punizione Amoroso, lo schema per Molaro, il pallone resta lì. Allora la formazione ospite con Esposito che chiama in causa Motta. Scalambretta, Lutta fermato per qualche istante da Amoroso, si era fatto vedere libero. Motta non ha servito i propri compagni di squadra, eccolo ora servito lo scavetto per Esposito, difeso da Claro che gira palla verso Murillo. Bastini ora, Bastini lungo per Claro che tocca il pallone anche con una mano non revisato dall'arbitro, l'abbiamo visto benissimo noi, il tentativo di proteggere il pallone ma non certa di Claro. Ma attenzione qui, Lutta che sta pascolando sulla corsia sotto la nostra postazione, ora viene recuperato dalla difesa biancorossa che si prende il pallone mentre l'amico Federico Prando ci manda i saluti live in diretta. Amoroso, Molaro, che traversona di Molaro! Che traversona di Molaro, spettacolare Molaro! Mi ha portato via la voce, l'arbitro che era posizionato in modo impeccabile ha detto si può giocare e se ha visto bene lui, diamo ragione a lui. Una traversona di Molaro che se avesse segnato avrebbe fatto esplodere budella e non solo dei nostri fisici. Claro, Molaro rischia, Bastini per Amoroso di testa, quasi ad impensierire di Ponto
formazione ostiense con Mr. Grassi che si è alzato dalla sua panchina per praticare calma ai suoi. Bravo Morillo a prendersi il pallone, quasi quasi lo perde, la conquista comunque la rimessa laterale, l'ultimo tocco è di Gattarelli. Amoroso, Morillo ancora per Amoroso, Molaro si smarca sulla destra, Morillo, Molaro, Momo, ora Claro, bravo Claro, per Amoroso, palla fuori di un nulla, forse sì, forse no, e ripartirà comunque Di Ponto, una rimessa dal fondo, 8.33, intanto fuori Motta a rifiatare, torna in campo Cutruppi. Capisce Mr. Grassi che Cutruppi è l'uomo che può fare la differenza in fase offensiva. Intanto Lido di Ostia che perde il pallone, Molaro lo fa ripartire il cronometro per Morillo. Vinicius verso il 30 biancorosso che ha preso una traversona per Bastini, costretto a cacciare via il pallone in fallo laterale. Out per la squadra allenata da Tecnico Grassi, battuto già con Roccia per Gattarelli. Cutruppi si arresta, gioca avanti per Paulinho. Cutruppi, Gattarelli, avanti per Roccia, si inserisce Cutruppi che scarica ancora per Roccia. Paulinho si gira il sinistro fermato da Vinicius, rimessa laterale per i laziali. 7.54 dal termine della partita, 2-2 il punteggio, un gol per tempo per entrambe le squadre, sempre però con il Lido di Ostia in vantaggio. È recuperato puntualmente l'Arzignano con Morillo che si prende una gamba tenera di Gattarelli, altra mossa da Cineteca di Karate, fallo di seconda ravvisato giustamente dall'arbitro. E Arzignano che manovra con Leandrigno, scarico verso Morillo. Amoroso, ultimo uomo, palla invece che arriva a Vinicius, cercava lo scambio, si inserisce Amoroso, Morillo, fermato ancora da Di Ponto, e la ripartenza della formazione ostiense con Leandrigno che rischia, forse poteva starci anche il secondo giallo, chissà, qualche protesta non così velleitaria, però un rischioncino se l'è giocato Leandrigno. Roccia, 2 falli a 1 intanto per Arzignano, tiro fuori misura di Gattarelli, fuori Amoroso, dentro Simi, fuori anche Marzio, anzi dentro Marzio, fuori Morillo. Vinicius per Simi, Leandrigno, Vinicius avanti per Simi che protegge il pallone, arretra con il suo fisico, si gira, va a calciare in mezzo per Leandrigno, ma capisce tutto quanto Gattarelli e fa uscire allora la sua squadra dal pericolo dell'area. Paulinho sulla sinistra accorcia Simi, si prende il pallone, innesta Vinicius, Simi, fuori, ma c'è punizione, bravissimo l'arbitro che ammonisce Gattarelli e concede la punizione. Giustamente l'arbitro ha concesso anche la punizione perché onestamente Simi era impossibilitato nell'andare a calciare in modo positivo. Punizione allora per l'Arzignano, fuori Marzio, dentro Amoroso per battere questo calcio piazzato. Ma che barba mi ha fatto Boschetto, Castaway Boschetto da Chiampo. Salutiamo anche Manuel Gagliotto che entra ora dopo aver messo a letto le sue ragazze Sveva, Ilaria e Anna, è lì che ci sta guardando. Punizione per il Grifo, seguiamola in diretta come ogni partita, tutto live, tutto a gratis, non è provincia di Monza e Brianza ma è PMG Sport Futsal nella settimana dell'amore. 6.34, venerdì è San Valentino
E allora amiamoci tutti quanti e andiamo a seguire la punizione per l'Arzignano con un Di Ponto spettacolare fin qui. Ripetiamolo. Simi Amoroso punto di battuta. Amoroso chiede di far ridisegnare la barriera. Il signor Manzione di Salerno conferma. Amoroso, il faccione di qualcuno, di Ranghifo, faccione di Ranghifo che esce. Amoroso riprende il pallone, Morillo ancora fermato, c'è confusione, attenzione, bravissimo Gattarelli ad uscire tra le linee, servire Roccia. Non c'è fallo, fermate il gioco, c'è un giocatore a terra, fermate il gioco, butta fuori il pallone, qualche problema per Gattarelli che si rialza. Intanto Ranghifo capisco benissimo che si sia cresciato a terra, si è preso una pallonata pazzesca in pieno volto sulla punizione di Amoroso. Speriamo nulla di grave. Intanto entra anche Vito lo Scopettone, ghiaccio per il numero 13 del Lido di Ostia, Ranghifo che si rialza, resta in campo stoicamente. Farà veterano intanto per l'Arzignano che restituirà il pallone alla formazione ospite. 6-12 intanto al termine della partita, 2-2 sempre il punteggio qui al Palatese, 2 volte avanti il Lido di Ostia, 2 volte raggiunto dal Reflux Arzignano. Intanto pronto ad uscire Gattarelli, al suo posto rientra Ranghifo. Roccia intanto avanti, palla che arriva proprio a Ranghifo dopo il tocco forse errato anche di Ibarra. Motta fa sfilare Simi per Bastini che gioca per Vinicius, bello il gioco, il triangolo, bravissimo però Ranghifo a capire tutto quanto e ancora Leandrino a metterci il corpo a concedere soltanto la rimessa laterale alla formazione di mister Grassi che ha una nuova occasione per fare male alla porta di Bastini. Motta per Ranghifo che va sul fondo, in mezzo Bastini salva tutto, Vinicius spara avanti dove c'è Roccia, fa buona guardia, Motta, Roccia sulla linea di metà campo, c'è il Grifone all'altezza del centro del campo arzignanese, proprio lì dove c'è Ranghifo che gioca sulla destra per Motta, si accentra, chiama in causa ancora Roccia sulla corsia di sinistra, Roccia cerca di andare via sulla corsia laterale, lo fa a passi lenti, brevi, indietro per Motta, il piazzato e la risposta di Bastini che si prende l'applauso del pubblico. Intanto l'arbitro ha fischiato, probabilmente Bastini ha chiesto qualche secondo per rifiatare, ha speso sicuramente molto anche il numero 1 arzignanese, seconda sfida titolare per lui consecutiva, aveva giocato dal primo minuto anche a Latina. Roccia fermato da Marzio che cerca di andare via in velocità, anticipato però da Barra, il capitano. Attenzione, bravissimo qui Vinicius a metterci una pezza, a chiudere la diagonale. Marzio, Vinicius, bello il rasoterra per Simi, chiama in causa Marzio, Leandrino per Simi che si tiene il pallone, gioca per Vinicius, il tiro addosso a Marzio, ribattuto proprio dal capitano e Vinicius toccato, pallone da Bastini, poi si prende anche un braccione Bastini. Marzio, controlliamo intanto, nessuno di due mister qui, Marzio rischia tantissimo. Ranghifo, il tiro fermato da Marzio. Stavo guardando se le due formazioni, se i due tecnici hanno pensato di provare a schierare il portiere di movimento. Nessun giocatore pronto con la casacca del portiere per sostituire o Bastini o Di Ponto. Lascia lì il pallone, Ranghifo, Motta, lo schema non va a buon fine, c'è la deviazione di Leandrino e allora è ancora Lido di Ostia pronto a giocare da rimessa laterale con Motta che non ha alcuna intenzione di velocizzare qui. Bastini monumentale con la mano a togliere la palla diretta a Ranghifo che si era fatto trovare solo come un uomo solo e non ci sono i pu.
ma c'era soltanto un Renghifo solo. Rocha per Motta, Barra, il capitano sulla destra muove palla per Renghifo, aspetta il movimento dei compagni, arretra, prova ad uscire l'Arzignano, fermato da Leandrigno. Rimessa laterale comunque ancora per la formazione ospite, che sembra avere qualche energia in più. Intanto fuori Rocha a prendere fiato, a 4:20 alla fine, dentro nuovamente con il numero 3 Esposito. Beviamo acqua d'Olomia, ma gratis. Il tiro, palla in mezzo, fermato, allora può uscire Arzignano, Simi. Fermato nel momento giusto da Renghifo. Fa la laterale perché il pallone ha toccato la parte alta della struttura del Palatezzi. Intanto nuovamente dentro anche Cutruppi. Vinicius pressato, serve Leandrigno. Bastini troppo profondo, Di Ponto esce, morbido in presa e gioca per Esposito. Renghifo, palla regalata ora l'Arzignano con Bastini che la tiene in campo, gioca subito per Vinicius. I secondi scorrono, sempre 2-2 il punteggio, 3:50 poco meno. Morino, l'alzata di Ponto, forse ha toccato anche la traversa, ancora strepitoso Di Ponto. Ancora Ziano con Simi, fermato da Renghifo. La possibilità di ripartire allora per il Lido di Ostia con Barra, ancora lì il pallone, Barra fuori di un nulla, che brivido. Bastini per Morillo aspetta l'aiuto dei compagni, dietro per Simi, un quartetto, sì confermo, linea Antonaroli Sannà, un super Di Ponto. Arzignano che alza i chili in fase d'attacco, Amoroso protegge il pallone, lo tiene vivo, voleva un fallo, lo alza dall'altra parte per Simi che di petto mette giù, gioca comodo per Leandrigno, ancora verso Simi va via, la possibilità di controbraccare, Simi scarica sul primo palo, 2:55 e riparte un sontuoso Di Ponto, migliore in campo, senza ombra di dubbio, di tutta la partita, ci sta, Cutruppi per Renghifo, via Renghifo, Amoroso non lo ferma, il pallone resta lì e Bastini ci mette il piede in corner. Corner Lido di Ostia. Per il tiro al volo cercato da Cutruppi che spara male, non era riuscito a calciare bene. Bastini anticipato, Amoroso in fallo laterale da Renghifo che ora esce e lascia spazio a Rocha, così come esce Barra dentro Paulinho. Arzignano però che manovra con Morillo sulla destra per Simi. Simi a liberare Amoroso bloccato da Esposito. Morillo per Leandrigno che non ha lo spazio per andare con il sinistro, va via, penso per Morillo. Amoroso, bravissimo Di Ponto. A Ostia mi dicono che sia pronto un blocco di marmo per ereggere la statua a un sontuoso Di Ponto, fantastico Di Ponto. Morillo per Leandrigno, meno di 2 minuti, Simi Leandrigno per Morillo, costretto agli straordinari per tenere in campo il pallone come avesse giocato poco la scorsa settimana. Ancora Morillo con le sue Venezuela in Brasile, ha conquistato il pass per i mondiali in Lituania, peccato, l'Italia non ci sarà. Morillo se la giocava prima per Leandrigno che si accetta, il tiro di Leandrigno, Di Ponto, fantastico Di Ponto che sente la sete della bollicina di Corte Capitelli, vuole portarsi a casa la bottiglia del migliore in campo. E se la merita Di Ponto, se la merita. Poi Davide mi confermi, andiamo giù per le interviste veloci a fine gara. Perfetto. Simi avanti per Amoroso, sulla destra per Claro. Morillo
Murillo lascia lì sul posto un avversario, si accentra, scarica per Amoroso, Simi, fuori, questa volta l'errore è biancorosso, Di Ponto lo ringrazia, gioco per Roccia, stiamo per entrare nell'ultimo minuto, Roccia braccato da Simi che non riesce a dargli via per lo fare questo momento, Simi, Di Ponto, mi sbrego i capelli, me li tolgo, ma sto per diventare calvo, Di Ponto, spettacolare, Di Ponto! Ascoltate bene questo nome, Di Ponto! Fantastico Di Ponto, Filippo Tres. Annebbiata la vista con un Di Ponto così. Come puoi segnare il terzo gol? Fantastico Di Ponto. Spider-Man Di Ponto. Eccolo lì, Spider-Man Di Ponto. Grazie a Filippo. Murillo per Bastini che gioca come portiere di movimento, Bastini per Amoroso, la deviazione è comunque fallo laterale per la squadra ospite, anzi di casa, qualche problema per Paulinho. Intanto c'è il time out di Lopez, toglimi l'audio. Hai tanti errori. Denise viene qua a portare fortuna, dai. Di solito qua a portare fortuna tocco il culo a Davide, ma solo a Davide però. No, però ma stiamo lì. Ma che dopo può dirlo, Cioè, taglialo. No. Porca vacca, Cazzo. Sì. Sì, ma non mai come l'ultima volta, saremo più di 900 l'ultima volta. Sì, va bene, perché non ero mio. Sì, beh, comunque è normale che portiere lì. Dai. È sotto cocaina, qualcosa. Ho voglia di parlare, torna l'audio da sé, tromba la sirena, 49 secondi, fallo laterale per l'Arzignano che ha avuto un'altra grande occasione pochi secondi fa, ma quando di fronte hai un Edoardo Di Ponto in formato super, allora Pier ha segnato, Cutruppi ha segnato autogol di Motta, poi di nuovo vantaggio, firmato Roccia per il Lido di Ostia e poi il pareggio di Murillo per l'Arzignano. Daniele Papalardo, altra categoria, dove lo mandiamo? È già in Serie A, meritatissimo, bravissimo Di Ponto. Out per l'Arzignano, 49 secondi, meno di 60, meno di un minuto. Simi per Amoroso, Simi, fermato. Ancora con Guarzignano, con Molaro ancora fermato. Il pallone resta lì, non si muove, intanto sono passati qualche dei secondi. Amoroso, il tiro strozzato. Va a prendere il giocatore, Molaro viene invitato da tutta la panchina. Palla per Cutruppi che di testa cerca di girarla dalle parti di Bastini che gioca comodo per Molaro. Secondi finali di una partita intensa ed emozionante, 2-2 e un super Di Ponto. Murillo tiene il pallone, lo dà a Molaro. Molaro per Simi che lo difende, Simi per Amoroso, vuole il secondo palo, la deviazione ad alzare di Ponto. Hai ragione Daniele Papalardo, ti do ragione, facciamolo giocare da solo. Conosco un gioco solitario maschile, ma questo è il futsal. La cazzata ci stava, ancora Arzignano, palla in mezzo, ancora Di Ponto c'è dappertutto, 19 secondi e la ripartenza con Bastini che ferma tutto, poteva giocarla comoda, chiede scusa ai compagni, 12 secondi alla fine, si avvicina allora il 2-2 con Roccia, l'ultima possibilità per la formazione di casa, Cutruppi fermato da Murillo, il tiro, gol clamoroso di Esposito, a 3 secondi dalla fine, Esposito clamoroso, Lido di Ostia in vantaggio, a 3 secondi dalla fine, clamoroso al Palatezza Arena, non è clamoroso al Civoli ma è clamoroso al Palatezza Arena, e il Lido di Ostia che si porterà a casa la partita. Il Lido di Ostia si porterà a casa la partita. 3 secondi, Amoroso, il tiro fermato da Roccia, 1 secondo e 6. E qui è finita.
Lido di Ostia che ingrana la terza di fila, sale a 18 punti, Amoroso ancora di Ponto, spettacolare ancora di Ponto. Non c'è più voce, andremo a sentire i protagonisti. Fantastico, Ostia, alla fine, giusto che festeggi il Lido di Ostia. Stefano Testoli vi ha raccontato un pazzesco tra due finali della formazione ostense che inguaia ancora l'Arzignano. Tra poco in campo per sentire le voci dei protagonisti. State live qui su PMG Sport Foods.